Dagli studi di TV riprendiamo il nostro discorso sulle mafie. Siamo nella trasmissione Cantiere, lavoro in corso, che il collega Caruso vi ha spiegato il motivo di questo titolo, che mi sembra anche molto significativo e emblematico. Riprendiamo un attimo con il testimone Giuseppe Giordano. Io adesso lascio la parola a Pietro Caruso, che deve fare una domanda e poi deve presentare un po' l'opera omnia, diciamo, di Giuseppe. A te, no, Pietro. opera omnia non la chiamerei, chiamerei opportunità per i lettori che vogliono approfondire. Vabbè, intanto parto per Foschi Editore, quel libro che si chiama Domani muori, l'incontro con Pippo Giordano, che è l'intervista che il collega Leonello Flamigni ha fatto appunto a Pippo, e ci sono delle cose anche molto simpatiche e inedite. E c'è anche una prefazione di Pietro Caruso, guarda caso. E c'è anche una prefazione di Pietro, però non vorremmo essere, come si dice, parlarci addosso. Assolutamente. Poi c'è invece di grande significato, perché la casa editrice Castelvecchi è specializzata tra l'altro nei racconti di questo tipo, con una prefazione di Antonio Ingroia, Il sopravvissuto. Pippo Giordano con Andrea Cottone racconta i suoi anni con Borsellino, Falcone, Cassarà e Montana, e tra l'altro Montana forse ci regalerà un brevissimo filmato quando Pippo si congeda. Poi una piccola antologia delle cose di Pippo Giordano a cura di Denise Fasanelli per questa piccola casa editrice trapanese che è Coppola Editore, La mia voce contro la mafia, che se non sbaglio raccoglie una serie di considerazioni anche sul post che Giordano ha fatto e continua a fare, perché Leo, non ti offendere, ma è un militante antimafia, certo. E un uomo che forse non nasconde di essere un uomo della sinistra. Forse anche più pericoloso da allora in questo caso, perché sì. non fa dormire la mafia, capisci? Non la fa dormire, e infatti la domanda non c'è. È una zanzara. La domanda non c'è pure. Voglio soltanto dire che non ha nascosto, non voglio fare neanche la domanda, voglio solo dare qualche contributo informativo. Pippo Giordano fa parte di quel gruppo militante che va nelle scuole, sì, bravo. Si presenta nei cortei, sta in modo militante, ma soprattutto è anche un uomo che ha avuto il coraggio, sia in amicizia, sia anche quando non ha condiviso, di accettare la sfida di Antonio Ingroia, che è andata male, bisogna dirlo, nelle recenti elezioni politiche. Però non mi sembra che Pippo si sia molto scoraggiato, nonostante questa sconfitta. Leo, invece tu? Ma io voglio fare una domanda velocissima, perché ancora qualche minuto, Pippo, poi ci sarà modo di rivederci un'altra volta, perché il tuo personaggio, quello che dice, è molto interessante. C'è il titolo di uno dei libri che ha citato poco fa Pietro, Il sopravvissuto. È umano e logico che qualcuno si chieda, dice, benissimo, hai fatto i nomi prima di tutte le vittime e hai avuto anche un attimo giustamente di commozione ed emozione a ricordarle, con cui hai lavorato, e tu sei il sopravvissuto. Ora io vedo, perché ci seguiamo, ti vedo, ti sento, ci parliamo, prendiamo dei caffè assieme, siamo amici da tempo, vedo che tu non molli, come diceva prima Caruso, non molli, tu continui post, mandi su internet, scrivi libri, vai a fare scuola. Allora, io ti chiedo, ma la tua cos'è? È un egocentrismo narcisistico esasperato? È un'ambizione non so di che cosa, che escluderei? Oppure è una provocazione, fra virgolette, che ancora fai? Cioè ti possono scovare, tu sei un pensionato che abita a Forlì, non dico l'indirizzo perché sono a facilitare le cose, ma non hai paura? Non è una provocazione la tua continua, tu spari a pallettoni sulla mafia continuamente, non solo, ma anche un po' sulla politica che aiuta o ha aiutato la mafia. Rispondi. Ma ho fatto una considerazione nella mia vita. Una notte dell'82 io dovevo essere ammazzato insieme a Cassarà e a Totuccio Contorno, pentito di mafia. Questo io poi l'ho saputo 10 anni dopo da un collaboratore di giustizia che
lo ha raccontato. Ecco, quella notte me la sono fatta franca, nell'85 ci hanno riprovato e diciamo che dall'82-85 sino adesso per me la vita mi ha regalato la gioia di vivere, per cui ho deciso di intraprendere questa mia attività. Non ci pensavo nemmeno, è stata la signora Agnese Borsellino, moglie del giudice Paolo Borsellino, che purtroppo è venuta a mancare recentemente, che mi ha spinto su questa strada. Io non ci pensavo nemmeno di parlare di mafia, ho letto un suo articolo su un giornale online siciliano, allora ho riflettuto e io ho risposto alla signora. In sintesi, lei diceva mio marito qualche giorno prima, no, qualche giorno prima di essere ammazzato, era molto molto preoccupato per la sua vita, era molto turbato, a che io ho risposto: ha ragione signora, perché nell'ultimo interrogatorio, il 17 luglio del 92, era un venerdì, che ho fatto insieme a suo marito, in effetti è successo un episodio che l'ha turbato moltissimo e per cui quel turbamento che aveva suo marito è stato trasmesso anche a noi che eravamo presenti all'interrogatorio. E da lì ho incominciato. Io non credo di fare un qualche cosa diverso da tanti altri, voglio solo parlare a nome di coloro che non ci sono più, cioè voglio dare voce ai miei colleghi assassinati, a Genere della Chiesa, Chinnici, Falcone, Borsellino e tutti i miei colleghi morti nelle stragi, perché loro non possono più farlo. Certo. E quindi io, per questo motivo, però vorrei chiudere con come ho chiuso il libro Il sopravvissuto. E a tutti i miei amici andati chiedo solo scusa se di quella stagione di lotta alla mafia sono l'unico sopravvissuto. Il testimone. Grazie Pippo, grazie della tua testimonianza. Grazie a voi. Ne riparleremo più avanti. Grazie ancora. Ti salutiamo e naturalmente andiamo con un filmato. Speriamo di andare con quello filmato che è molto raro. È molto raro. Grazie ancora Pippo. Grazie a voi. Grazie. Riprendiamo l'ultima parte di Lavori in Corso, vi avevo anticipato che ci sarebbe stato un altro ospite, infatti l'abbiamo e lo affido, è un giornalista, un collega anche lui, lo affido alle amorevoli cure di Pietro Caruso. Vuoi sempre scherzare? Allora, Stefano Santachiara è collaboratore del Fatto Quotidiano, viene dall'esperienza purtroppo conclusasi dell'informazione, ha naturalmente un passato anche di attività di freelance, ma in questo momento è il punto di riferimento di questo nuovo quotidiano combattivo. Sta per preparare un libro, poi magari Leo, tu te lo chiederai, sì. Ma interessa capire questa tua capacità di racconto delle mafie fra Modena e Reggio, che sono diventati il cuore
in Emilia Romagna, in realtà forse ancora più che in Romagna, ed è un paradosso. Le ultime imprese, diciamo, delle tue inchieste, gli ultimi diciamo, risultati delle tue inchieste, dove hanno portato? Intanto vi ringrazio per l'ospitalità. Grazie a te. Ma diciamo che sì, mi occupo appunto di mafie perché naturalmente essendo un cronista di nere, di giudiziaria in particolare, e appunto facendo inchiesta non si può non vedere quello che avviene sul proprio territorio, come appunto avviene anche in Romagna con le cronache del Corriere e con i quotidiani locali. Non possono esimersi da raccontare fino in fondo, senza sconti, quello che avviene, quindi le mafie e le loro collusioni con l'economia e anche a volte con sponde direttamente nella politica. Ma le ultime inchieste, diciamo, proprio di questi mesi, possiamo raccontare, partire dalla coda, cioè a proposito dei collegamenti con la politica. In cauda venenum, come si dice. Esatto, proprio perché, ad esempio sull'Appennino emiliano, nel paese di Serramazzoni, è stato scoperto da un'inchiesta della Guardia di Finanza e del PM Claudia Natalini a Modena, diciamo così, i primi rapporti tra un sindaco, all'epoca appunto fino al 2012 è stato sindaco di questa cittadina, del PD e un ex soggiornante obbligato, Rocco Baglio di Gioia Tauro della Piana. Direi è un caso quasi unico. Sì, in Emilia Romagna sicuramente, sì. Anche al nord direi, per quanto riguarda la sinistra. Sinistra, vabbè, sui generis naturalmente, perché poi insomma abbiamo questo sindaco, ha una tradizione democristiana, insomma è stato prima nella DC, poi Margherita, insomma ha cambiato vari partiti, una volta si era anche candidato nel centrodestra in precedenza. Comunque dal 2002 al 2012 è il sindaco di Serramazzoni, e questo parliamo di fatti già accertati, nel senso che c'è un'accusa ben specifica che viene formulata senza aggravante mafioso, cioè su 2 reati di corruzione e turbativa d'asta in relazione a degli appalti in project financing dati a una ditta riconducibile appunto a questo Rocco Baglio per in particolare il restyling dello stadio comunale dove giocava anche Luca Toni, il campione del mondo, insomma Serramazzoni è una tradizione sportiva anche di vivaio molto importante. E per questi lavori, queste opere sono state fatte appunto di ricostruzione di spogliatoi della tribuna, insomma per oltre €1 milione, ci sarebbe stata, secondo l'accusa, appunto una turbativa d'asta per favorire questa società e anche altre di un'associazione temporanea di imprese, tra cui appunto queste in odore di 'ndrangheta. Per quanto concerne però i rapporti, quindi i reati saranno eventualmente accertati nel processo, sì. I rapporti invece sono già stati provati, nel senso che sia l'ex soggiornante obbligato che il sindaco non negano di essersi incontrati, come poi documentato dai pedinamenti e dalle intercettazioni della Guardia di Finanza, e non negano questi rapporti. Quindi è il primo caso. Voglio definire la figura di Rocco Baglio solo per essere più preciso, che non ha mai avuto condanne per mafia. Come sapete meglio di me, venivano mandati in soggiorno obbligato questi soggetti sulla base di informative di polizia, naturalmente dovevano essere riscontrati. Comunque c'è quest'ombra importante. C'è un'ombra importante che lo vede, secondo appunto la polizia giudiziaria, collegato alla cosca Longo Versace di Reggio Calabria, ma per quanto riguarda comunque diciamo così, il pedigree, il curriculum penale, parlano da sole le condanne per detenzione di armi, per bancarotte fraudolente del passato e ora è accusato. Non voglio interromperti, ma so che tu hai anche, e poi voglio che Leonello intervenga, hai anche descritto nelle tue cronache un episodio importante, anche inquietante, che è l'attentato all'Agenzia delle Entrate di Bari di Sassuolo. Di Sassuolo, sì. Infatti a proposito è un attentato questo che è un unicum nel suo genere a proposito di situazioni particolari, anche se qui per fortuna non ci sono collegamenti diretti con la politica locale, poi invece ce ne sarebbero, se volete ne affrontiamo invece con... Comunque si tratta della cosca... Con la Padan Connection forse. Sì, e anche con l'elezione di Nicola De Girolamo, il parlamentare del PDL, poi dimessosi dopo il suo coinvolgimento nell'inchiesta del procuratore aggiunto di Roma Giancarlo Capaldo su appunto il riciclaggio all'estero, che aveva coinvolto anche il voto di scambio in Germania. E la cosca degli Arena, che è quella che ha fatto saltare in aria appunto l'Agenzia delle Entrate di Sassuolo,
rompendo forse un equilibrio, quella che chiamiamo la strategia della sommersione delle mafie al nord, che come sappiamo non commettono omicidi, non colpiscono in maniera eclatante. E quello fu un caso molto particolare che avvenne perché funzionari dello Stato, dell'Agenzia delle Entrate, avevano sanzionato una società, la Point One di Maranello, che stava tra l'altro di fronte alla Ferrari, c'entra nulla, no, per dire il contesto, ovviamente, nella Motor Valley, e quindi praticamente questa ditta insospettabile che faceva milioni e milioni di fatturati aveva evaso il fisco, un'IVA inevasa mi pare di 94 milioni di euro, quindi a proposito del riciclaggio di cui parlavate prima, è importante per capire il volume d'affari di questa 'Ndrangheta SPA, perché poi questo Paolo Pelagio è stato condannato sia per la bomba che ha fatto saltare l'Agenzia delle Entrate, rea di aver scoperto l'evasione fiscale, sia poi per un sistema complicatissimo di riciclaggio, anzi reinvestimento, perché c'era un guadagno sopra, è un articolo 648 ter contestato, anche questo è una delle poche volte che in questo caso la DDA, prima Serra Mazzoni parlavamo invece non c'erano aggravanti mafiose, in questo caso c'è proprio un 648 ter con l'aggravante mafiosa di reinvestimento di capitali all'estero tramite un sofisticato giro che è molto complicato da spiegare, ma sono le società cartiere, in pratica di finte società che appunto fingono di scambiarsi materiali, in questo caso di informatica, e grazie a un commercialista svizzero che stava nell'Unione delle Banche Svizzere, Sergio Pezzatti, che è stato condannato senza l'aggravante mafiosa, ma per la bancarotta di queste società che venivano appunto utilizzate per farci correre denaro, evadere l'IVA e per condurle al crack pilotato, consentiva quindi un giro importante di denaro. Ecco. Di denaro. Ascolta, ti voglio chiedere una cosa. Come avviene, forse è una domanda sciocca la mia, ma ci sarà sempre un aggancio, no? Vedo che tu sei molto documentato, come avviene l'aggancio fra il mafioso e l'imprenditore, il politico? Cioè, c'è un sistema, c'è un meccanismo? Forse è una domanda idiota la mia, ma me lo sono sempre chiesto. Tu come fai a essere agganciato? Perché? Perché sei i soldi, perché sei un imprenditore, perché sei un politico? Vabbè, ma rischi anche, voglio dire, perché se ti scopri, capito cosa voglio dire? Certo, sì, ci sono ovviamente, le occasioni possono essere le più svariate, nel senso che si va magari dai cosiddetti, analizzando le indagini che sono state svolte, i cosiddetti reati spia, noi abbiamo degli imprenditori che possono essere avvicinati inizialmente con anche in maniera cruenta, che se magari non si piegano immediatamente al pagamento del pizzo, subiscono degli attentati che poi smettono quando si arriva tra virgolette all'accordo. In quel caso è vittima naturalmente, però il sottile è sempre confine, perché il confine è sempre labile, nel senso che abbiamo un passaggio per esempio dalla situazione dall'essere vittima a magari fare accordi, concedere subappalti, ad esempio abbiamo detto l'Andrangheta, ma anche la Camorra Casalese che ha subito duri colpi in Emilia, Modena, Parma, insomma abbiamo visto che c'era il tesoro di Zagaria a Parma o gli stessi emissari e referenti di Sandokan Schiavone che erano a Modena sono stati stroncati a proposito da inchieste importanti dalla DDA di Napoli, di Bologna con la mobile di Modena. Questi cosa si muovevano? Si muovevano facendo estorsioni e poi creavano un legame, una rete di relazioni ed arrivavano ad ottenere appalti. Questo è il modo cruento. Poi ci sono invece modi molto più sottili, dove appunto tramite, tornando all'esempio prima di Rocco Baglio, negli anni '80 fu condannato assieme a Renato Cavazzuti, ex direttore della Cassa di risparmio di Modena, già in Fininvest Programma Italia, per una bancarotta dell'epoca, per truffe che appunto organizzavano assieme, proprio perché le banche, era questo l'esempio che volevo dire, tra questi soggetti appunto che hanno molto denaro da spendere e gli imprenditori a volte fanno da collante quando ci sono ovviamente i personaggi infedeli, non stiamo dicendo tutto il sistema, però la banca è già, che come sappiamo la leva del credito in questo momento di crisi è piuttosto
tirata, a questo punto ovviamente è un eufemismo, può accadere che un funzionario di banca o anche appunto un imprenditore eccetera abbia l'idea di suggerire una finanziaria particolare, un imprenditore che ha molto cash. Quindi il libro sarà, che tu stai lavorando, Tramonto Rosso, si chiamerà, no? Sì. Hai detto, ecco, che dovrebbe uscire al momento, non sappiamo quando e perché. Non sta per uscire. Sta per uscire, ti voglio fare un'ultima domanda, guarda, vedi sono l'11, abbiamo 12 minuti e 50, quindi siamo molto fiscali nelle televisioni perché sono dei blocchi. Hai quindi pochi secondi per dirmi perché hai fatto questa scelta di scrivere il libro? No, non solo di scrivere il libro, ma di essere così documentato su fenomeni così. Non è una scelta difficile, ma è una scelta anche, tra virgolette, un po' pericolosa. È un po' la stessa domanda che ho fatto a... Qual è la spinta etica? Qual è la spinta che ti muove? In 2 secondi. Ma la spinta etica appunto, possiamo dire, quando ho cominciato a scrivere, avevo 18 anni ai tempi delle stragi mafiose, e quella insieme a Mani Pulite e diciamo questa rinascita morale che si sperava potesse esserci in Italia è stata un po' la molla che mi ha spinto a scrivere. Ovviamente ho cominciato scrivendo 5.000 lire a pezzo nelle gazzette locali, sono andato a raccontare tutta la mia storia. Adesso ovviamente il libro è nato più che altro l'idea nel febbraio dell'anno scorso, 2012, quando è stata chiuso il giornale L'Informazione, quindi io collaboro ancora col Fatto Quotidiano attualmente, però non ho più il mio posto, la mia redattore ordinario. Ho avuto un po' di tempo per viaggiare, per visitare determinate situazioni, fare collegamenti tra le varie, perché non sarà solo di mafia questo libro, parliamo della mutazione antropologica della sinistra italiana attraverso i suoi scandali, le sue scelte, i suoi errori. Perfetto, grazie. Finita l'autopromozione. No, vabbè, mi sembrava che giusto. Niente, siamo arrivati alla fine. Io ringrazio l'amico Caruso, l'amico e collega Pietro Caruso, che mi ha dato una grande mano, come al solito, come da sempre anche tu me l'hai dato. Insomma, reciprocamente. E ringrazio anche l'altro testimone, dopo Giordano, che è Stefano Santachiara, e gli auguro di portare avanti questo lavoro, che questo libro esca e abbia il successo che merita. Io ringrazio anche chi ci ha ascoltato, chi ci ha seguito, speriamo di avervi detto delle cose interessanti, cose nuove, comunque originali. E comunque ci vediamo alla prossima puntata. Esatto, e comunque originali e non banali, insomma poi giudicherete voi. Quindi ci vediamo alla prossima puntata. Grazie ancora per l'attenzione.